Il garante per la protezione dei dati personali chiede lumi alla Regione per capire come viene gestita la priorità delle liste d'attesa. Una richiesta di informazioni per verificare la conformità alla normativa privacy della delibera regionale, in base alla quale un sistema basato sull'intelligenza artificiale suggerirebbe la classe di priorità della prestazione richiesta per il paziente, andando in pratica a scavalcare il medico di base. Qualche tempo fa l'Ordine dei Medici e la FIM regionale avevano duramente contestato questa decisione della Regione. Oggi, con questo intervento del garante della privacy, c'è un primo segnale di risposta alle loro proteste. Questo dimostra che comunque non era una segnalazione sbagliata la nostra, anche se bisogna sottolineare che l'algoritmo non decide, l'algoritmo consiglia caldamente, ma questo significa anche limitare la libertà e la capacità prescrittiva e decisionale del medico. Quindi ben venga questa azione che è nell'interesse dei cittadini, perché a nostro avviso non è con questi sistemi che si risolve il problema delle liste d'attesa. Entro 20 giorni la Regione Veneto dovrà comunicare all'autorità ogni elemento utile alla valutazione del caso, precisando in particolare se l'attribuzione della classe di priorità delle prestazioni sanitarie, urgente, breve, differita, programmata, sia realmente effettuata in forma automatizzata attraverso algoritmi. Per i medici di medicina generale, però, la riduzione dei tempi d'attesa passa da altro. Le liste d'attesa si risolvono a valle della prescrizione, aumentando l'offerta e, come prevede la legge, utilizzando anche in regime di intramenia l'attività libero professionale.